provà, c'è tant che si patisse. In queste sere bisogna sei pal monte. E chi io sei? E doi fuca al mio pignarul. O alzi voi, e ho visto che il fump al vai e vat. Ho sint brusor dentro di me. Il cur si sglonfe. Il sospir mi ven pesante. I voi si sglonfi. E ne lagrime mi cole. Fra i dinci o murmui. Fump, va. E portimi un saluto, e metarcint, e int, e disi, che non si smentei che pal monto sin, e che os gnot plui di mai us pensin, e che mai smenteasi o podarin di tarcint, ed eso int. Così un emigrante tarcentino sentiva l'Epifania in lontana terra straniera. Nel 1928 fu intuizione geniale dei primi animatori dell'Epifania friulana, nel momento in cui per la crisi del mondo contadino la tradizione dei fuochi andava affievolendosi, puntare ad un nuovo innesto nella memoria del Friuli. In quegli anni la grande Epifania del fuoco si radicò a Tarcento. La fiamma del Pignarul Grand, irradiandosi dalla collina di Coia, ne divenne cuore e simbolo e continuò ad animare una tradizione millenaria. Il vecchio venerando sin da allora ne è la figura caratteristica. Egli rappresenta l'anziano del paese, della comunità o della famiglia patriarcale, depositario della sapienza popolare, colui che trasmette ai giovani usanze e costumi della vita locale. Il fuoco è la costante, sia nell'Epifania che nella sua vigilia. Il vecchio venerando lo porta con sé per l'accensione del fogolar, l'alare tipico, simbolo della friulanità in regione e nel mondo intero. Dalle frazioni e dalle borgate tarcentine giungono i pignarulars, artefici della costruzione degli innumerevoli pignarui, i falò che rischiareranno nella notte dell'Epifania la conca tarcentina. Nei loro caratteristici costumi ed attrezzi della civiltà contadina vediamo sfilare per l'accensione delle torce i vari gruppi di pignarulars provenienti da Stella, Samardenchia, Coia, Ciseris, Borgo Erba, Zomeais, Useunt, Sedilis, Aprato, Billerio, Colle Rumiz, Sottoriviera, Borgo della Stazione, Borgo dai Roncs, Borgo dell'Ancona, Segnacco, Loneriacco e Collalto. Il fiume di fiaccole, dopo aver attraversato il centro, ritorna presso il fogolar, dove avrà luogo tra breve il palio dei pignarulars, sfida con carri infuocati per l'aggiudicazione del palio. Questa manifestazione è stata inserita nel programma epifanico solamente nel 1994 e vuole essere un omaggio ai tanti uomini, donne, ragazzi e bambini che sin dalla prima edizione si adoperano per la costruzione dei pignarui.
è divenuta ormai una manifestazione che richiama tanta gente, che accorre a Tarcento curiosa di vedere questa inusuale corsa. Il palio è diviso in 2 batterie eliminatorie che danno accesso alla finale. La classifica non tiene conto solamente del tempo impiegato, ma anche dell'originalità dei costumi e del comportamento leale dei concorrenti in gara. La giuria si è riunita per stilare la classifica finale che proclamerà il gruppo vincitore. Gruppo che vediamo esultante al ricevimento del palio che conserverà per un anno. Oltre al Pignarul Grant, costruito sul piazzale del Cistielat, il rudere del castello Frangipane, distrutto dal terremoto del 1511, numerosi sono i pignarui costruiti sui monti e nel piano. Vediamo pignarui pressoché ultimati che guardano verso il Pignarul Grant di Coia, la cui accensione sarà il segnale per l'accensione di tutti i pignarui. Numerosi sono gli spettacoli proposti dal ricco programma epifanico. Danze popolari e sbandieratori animano la grande festa. Qui vediamo il gruppo tarcentino, intitolato a Chino Ermacora, tarcentino, cantore del Friuli, che assieme ad Antonio Faleschini, Torquato Linzi, Pietro Menis, Tita Rossi e Ottavio Valerio, fu il promotore della prima Epifania friulana a Tarcento. Esegue danze, canti e musiche che rispecchiano l'autentica tradizione del Friuli. Indossa costumi popolari tradizionali ed anche gli accessori, gli ornamenti e le calzature sono fedeli alla tradizione locale. Questo gruppo di sbandieratori e musici dà prova della propria bravura in una esibizione che strappa applausi al numeroso pubblico presente. Risale al 1956 la prima edizione del Premio Epifania, premio che si propone di dare pubblico riconoscimento alle persone che si siano particolarmente distinte in ogni campo di attività, in specie nell'ambiente ed a vantaggio del Friuli. È il grazie che Tarcento, a nome di tutto il Friuli, esprime in forma semplice ma schietta ai figli migliori della piccola patria. L'alto profilo dei premiati conferisce prestigio al premio, al punto da essere considerato il cavalierato friulano. Prende il via il trecentesco corteo storico composto da dame, cavalieri, paggi, musici ed armigeri, provenienti dai diversi castelli friulani. Il
Il corteo, tra due ali di folla, lentamente, al suono dei tamburi, si snoda lungo le vie cittadine per presentarsi sul luogo della rievocazione, ove è presente il vecchio venerando, che narrerà antiche storie di Tarcento. Quest'anno viene rievocato un fatto avvenuto il 29 marzo del 1281, l'investitura di Artico di Castello, detto Articone, a signore del castello di San Lorenzo in Tarcento. Nel 1278, con la morte dei due fratelli Federico ed Eltamo di Caporiacco, ultimi discendenti di quella famiglia, le loro proprietà, soggette al patriarca di Aquileia, dovevano essere date in feudo ad un'altra famiglia, e l'ultima parola spettava al patriarca, che a quei tempi era Raimondo della Torre. Il patriarcato di Aquileia era la più vasta diocesi d'Europa, i cui confini erano stati stabiliti da Carlo Magno nel lontano 811. Erano infatti costituiti a nord dal corso della Drava, ad ovest comprendevano tutto il Cadore, per seguire poi il corso del Tagliamento, a sud il mare e ad est la Slovenia e gran parte dell'Istria. A consigliare il patriarca che Artico fosse il più adatto all'investitura del feudo fu Gerardo da Camino, signore di Treviso e zio di Artico. Artico di Castello, cugino di Alberto II, conte di Gorizia, sposò in prime nozze Soladamor di Zuccola, dalla quale ebbe 2 figli. Fu il fondatore della grandezza dei signori di Tarcento. Dopo il giuramento di fedeltà al patriarca e alla chiesa di Aquileia, ottenne l'investitura a signore di Tarcento ed in Villino. Il vecchio venerando si avvia verso la collina di Coia, dove ai piedi del Cistielat accenderà il Pignarul Grande. I Pignarui traggono origine dai riti celtici in onore del dio Beleno, l'antica divinità della luce e del fuoco. L'andamento del fumo di questo fuoco propiziatorio permetterà al vecchio venerando di trarre gli auspici per l'anno appena iniziato. La rituale frase è: Fum a soreli jevat, chiappe il sac e va a marchiat. Fum a soreli a mont, chiappe il sac e va pal mont. Il fumo dell'immenso falò porterà miseria se il vento lo piegherà nella direzione verso ovest. Porterà invece abbondanza se il vento dirigerà il fumo verso est. La magia del fuoco ci chiama, ci spinge, riempie nella sera fredda di gennaio i prati attorno ai falò. Affolla di bambini, di giovani, di vecchi, la ripida strada che sale a Coia. Ci tiene avvinti all'augurio responso del Pignarul Grande. Questo è il valore delle tradizioni che Tarcento custodisce dentro le giornate epifaniche e si sforza di mantenere vive, affidate ad un filo sottile di memoria.
iscritte nell'eco dei suoni congelati nell'aria cristallina che scende dai musi, nell'acqua gelida del Torre, profumate di nevischio, di erbe, di scaglie di pino. Nostalgia del fuoco per coltivare una speranza rigorosa e coerente di solidarietà e di pace. Nel segno del fuoco, nel segno della luce, l'eterna luce che, vista, sola e sempre, amore accende.